Amici bellini, è notte, ma io posso finalmente entrare in questa partita nel dettaglio perché me la sono rivista. Insomma, mi sono fatto un regalo di compleanno. Il Napoli mi ha fatto un regalo di compleanno perché oggi è, e quindi potete sbizzarrirvi anche nei commenti. 343 3421, bastava togliere Politano. Cominciamo. Allora, io do il benvenuto a Davide Rossi, do il benvenuto a tutti i nuovi iscritti, se qualcuno capita su questo video per caso, benvenuto, io sono Valerio Fluido, faccio pure il compleanno, se vi va come regalo, un like, un hype, condividete questo video con i vostri amici che tifano per il Napoli, insomma quelli là che magari vogliono andare più nel profondo e non gli basta, difesa a 3, Napoli dietro, no, molto più, è molto più bello. È molto più complesso e il calcio è semplice, insomma, di sicuro è affascinante e noi con il cavetto spostiamoci sul campo. E se sentite dei rumorini è perché stanno pigliando la munnezza, vabbè. Allora, partendo dal calcio d'inizio, noi vediamo subito quello che è lo schieramento. Li possiamo chiamare 5 perché in effetti quando hai Di Lorenzo e Gutierrez sono dei quinti, se ragioni sulla difesa a 5 ovviamente. I due mediani, McTominay e Lobotka, e poi c'è da capire gli attaccanti come si sono mossi, Neres e Lang alle spalle di Højlund. Ma secondo me è giusto chiamarlo 3-4-2-1 perché sia Neres che Lang erano molto interni e questa cosa mi ha ricordato anche la differenza tra l'1 contro 1 e il 3 contro 3. Che se ricordate è un concetto che ci introdusse Spalletti, un concetto che può sembrare banale ma che non lo è, perché dipende, se tu lasci uno isolato e tocca a lui, se invece ti può dare una mano nello stretto un tuo compagno puoi scompaginare anche le loro marcature. Comunque, partiamo da questo presupposto, 3-4-2-1. La partita di Højlund che insomma non ha vinto molti duelli, ma non so nemmeno se questo può essere considerato un duello, perché quando lui riceve palla, in questo caso è un facciamo la freccia, sennò che sembra che è lui che l'ha passata indietro, no, è Buongiorno che verticalizza, quando riceve palla e lui smista di prima, un palla in profondità per lo scatto di Lang, io non so nemmeno se questo è un duello, ma in effetti vince perché anticipa Ian e ti passa il pallone in avanti, quindi non lo so se vale come duello vinto, perso, se non vale come niente. Intanto questa è quell'azione alla Lukaku che vi dicevo che poi porterà anche al primo gol di Neres. Signori, qua andiamo un po' in difficoltà, anche perché il pallone è una roba invisibile, che questa scelta, la pirateria uccide il calcio onestamente. Non ci sono campi innevati, utilizzare un pallone arancione, rosso non ha alcun senso sul verde del campo, non si vede niente. Vabbè, comunque per farvi vedere che Buongiorno, che fa un'ottima partita su De Ketelare e poi dopo soffrirà un pochino Scamacca, era chiamato giustamente a rompere la linea quando il belga si abbassa a ricevere e nel momento in cui vince il contrasto è chiamato anche a continuare l'azione. Buongiorno nel primo tempo è riuscito anche a fare quasi una sorta di mezzala aggiunta, perché poi se rimani con troppi difensori dietro come fai ad andare ad assalire l'area avversaria? Quindi Buongiorno molto bene, anche quando si è proposto in avanti, addirittura andando a fare il terzino aggiunto, andando al cross. Qua semplicemente a sottolineare che Neres se ne va sulla fascia, Lookman lo rincorre, cioè non è che la storia che solo Politano può fare la fase difensiva ce la dobbiamo dimenticare. Lookman, attaccante a tutti gli effetti, molto più offensivo anche di Politano, se deve fare la rincorsa fino alla bandierina la fa e basta. Come vedete qui il pallone sparisce proprio, è un gioco di green screen, di cartelloni elettronici, digitali, il pallone non c'è più, lo disegniamo noi. E qua vi devo far vedere una cosa che ho guardato un po' di analisi e non ho sentito sottolineare il lavoro che ha dovuto fare Neres. Poi c'è stata una pausa perché Palladino, che era stato fatto Neres. Non era il semplice attacco al braccetto loro a Anor, non era assolutamente solo quello. Ecco perché possiamo parlare di un calcio situazionale, se vogliamo inventarci un nuovo termine. Il problema era Pasalic, perché nel momento in cui tu metti un falso 9, si smarca dalla possibile marcatura
di Rachmani, vedete che Lobotka resta in quella zona là, nonostante negli accoppiamenti naturali Lobotka, Ederson, McTominay, De Ron. Mentre in questo caso, palla all'Atalanta, Lobotka resta un po' più dietro, finisce per accoppiarsi con Pasalic, e in questo caso vedete che è Neres che finisce quasi sulla fascia sinistra per seguire Ederson, che si muove molto proprio per creare nuove linee di passaggio e andarsi a prendere il pallone. Quindi Neres è stato, come capitava anche per esempio ad Anghissà, devi avere un paio di giocatori da seguire e da pressare, cosa che il Napoli nel primo tempo fa molto bene, un po' peggio nel secondo. Ecco un altro bel anticipo di Buongiorno. Il Super Santos è tale quale alle scarpe, quindi sembra che sta calciando l'aria, ma fidatevi. E nel momento in cui l'anticipo va a buon fine, Buongiorno va in avanti, si propone, arriva all'altezza dei 2 trequartisti addirittura. Decatelare, se non lo segue, se Pasalic non si abbassa, hai creato una superiorità numerica. Altro esempio del lavoro di Neres su Ederson, importantissimo. E poi arriviamo al gol. Parto un po' più qualche frame prima del passaggio di Højlund per farvi notare due cose. Primo è il movimento ad accentrarsi di Beukema che sposta Lookman dalla linea di passaggio. Bellissimo. Quindi non c'è gioco, non ci sono idee, c'è studio, ci sono delle cose. Vabbè, Beukema si accentra non per ricevere il pallone, ma per portare via un uomo. Rachmani, passaggio giusto per Di Lorenzo, che di sinistro, di prima, alla Politano. Di Lorenzo ha fatto la partita di Politano, la dà centralmente, ma non la dà direttamente a Neres, bensì ad Højlund, che è bravissimo a staccarsi dalla marcatura di Jen, che ha fatto una buona partita, ma come vi dicevo anche per Lukaku, basta che ne vinci uno di duello e hai mandato i compagni in porta. Ed è proprio bravo Højlund di prima a lanciare nello spazio Neres, che sa che deve fare il contromovimento, quindi il famoso terzo uomo, la palla non va direttamente a lui, ma passa prima per quella sponda. Meno male che Neres ha avuto freddezza sotto porta, altrimenti gli avremmo tirato le orecchie, che qua avresti potuto passarla a Lang, che aveva seguito l'azione, e sarebbe stato a tu per tu col portiere. Neres fa la cosa che si è sentito di fare. Per fortuna il duello con Anor lo vince finché Palladino non è costretto a cambiarlo a fine primo tempo. Partono una serie di esultanze che Højlund con Neres, che Neres è un personaggio particolarissimo, che Højlund si aspettava l'airone che Neres non fa. Però io ci tengo sempre a farvi vedere qualcosa che magari le televisioni non vi fanno notare. Questo bacio di McTominay ad Højlund, che è l'assist man, è un bacio di grande significato, grande gruppo. McTominay appena dato un dispiacere ad Højlund in nazionale, e qua però siamo compagni, e quindi io ti ringrazio per aver fatto un grande gesto tecnico che mi porta in vantaggio. Questo bacio è bello, e come vi dicevo Højlund voleva l'airone, Neres non glielo fa. Vabbè. Anor si butta in avanti perché è una roba atalantina di mandare i braccetti a riempire l'aria, e Neres lo segue fino alla tre quarti e gli ruba il pallone e si mette davanti. Non lo fa solo Politano, lo fa anche Neres e lo fa anche Lang, non vi preoccupate. La differenza nei compiti si vede anche dall'azione che stai affrontando. Fallo laterale, Bellanova, vuol dire una sorta di corner, perché Bellanova la lancia direttamente. McTominay non resta su De Ron, ma va in aria perché è uno dei nostri migliori colpitori di testa. Non abbiamo più neanche Anghissà, devi andare a coprirti. Quindi in questa situazione gli accoppiamenti, l'uomo contro uomo, salta tranquillamente per scelta. Un'altra cosa egregia di Højlund, non lo so gli amici bellini che voto gli hanno dato, però a me è piaciuto molto e sono un po' preoccupato per il gesto, perché è stato sostituito dopo essersi toccato, ne parleremo. Colpo di testa a scavalcare per il movimento di Neres molto più vicino anche ad Højlund, una sorta di sottopunto, ne abbiamo parlato, no? Se ci fosse ancora Anghissà, questo modulo si potrebbe fare tranquillamente con un centrocampista in più e un Lang in meno, però anche questo qua mi ha soddisfatto. È chiaro, non è niente di nuovo, perché è lo stesso che abbiamo fatto l'anno scorso 3-0 col Verona. Non c'era ancora McTominay, quindi era Lobotka, chissà, è quello. Però secondo me Politano nel traffico
soffre un po' di più di Neres e Lang, ma ci arriveremo. Perché Neres si butta negli spazi, mentre Politano vuole di più la palla sul piede. Neres qua riceve il passaggio di Højlund, perché alla fine io sono quasi un po' più soddisfatto della prestazione di Lang, che ha fatto di meno rispetto a Neres, però Neres avrebbe potuto fare ancora di più. Per esempio qui, avendo lasciato alle spalle Anor, Ian è costretto ad andargli addosso per chiudergli lo spazio, e già qui un Neres lucido avrebbe potuto chiudere il triangolo con Højlund, che avrebbe potuto andare in porto. Non c'è più nessuno. Neres però un po' testa bassa, un po' Lavezzi nel bene e nel male, porta avanti la palla, ma avrebbe avuto un'altra occasione. Højlund ha continuato la corsa, anche qui si poteva fare il famoso esterno all'Akvara di sinistro che si poteva stare, e invece no, qua Neres si incaponisce un pochino e non premia né il passaggio né la corsa di Højlund, che qua vado in difficoltà, il pallone sta qua, quello è il pallone, per farvi vedere che l'idea di Buongiorno che vince un contrasto e si butta ce l'ha anche l'Atalanta. È un'idea che conosciamo da Gasperini, non è niente di nuovo, però la devi applicare, la devi fare bene. Anche l'Atalanta con Anor, se vince un contrasto, poi lui continua la corsa e può sfruttare la superiorità numerica. È un classico di Gasperini. È un po' come se Conte avesse preso un po' di spunto da Gasperini, e Palladino, che ha provato a fare lo stesso mettendo Pasalic invece di una punta, dopo prende spunto da Conte mettendo in campo praticamente la stessa formazione che ha messo Conte con Højlund, con Scamacca al posto di Højlund, più o meno. E vedete che nel momento in cui Anor ha continuato questo non è un calcio d'angolo, questa è l'azione che si sta sviluppando. Anor resta lì, ma Neres non ha senso che lo segua fino in aria, perché se parte un cross Neres di testa e Anor lo fa, di conseguenza se lo prende Beukema. Si dividono i compiti, Pasalic finisce in zona Rakhmat, Di Lorenzo segue Lookman e Beukema va a prendersi Anor. Lobotka e McTominay rinculano per fare densità in aria, e vedete come anche Lang va a dare una mano in difesa, non è niente di strano. Il Napoli non si accontenta, continua a fare un pressing molto efficace, e nel momento in cui il pressing di Neres, dopo essere andato su Anor, continua nella corsa verso il portiere, fa sì che Neres si trovi in posizione molto centrale. In questo caso l'Atalanta ha provato a scompaginare, abbassando moltissimo Ederson, ma in quella zona a questo punto Lobotka ha seguito per non lasciare Neres nell'1 contro 2, sarebbe stato assurdo. Ha abbassato De Ron, seguito a vista da McTominay, ecco perché sarà proprio lui poi a servire Neres, e ha alzato Ian, ha alzato Jim City, proprio per fare quella roba alla Inzaghi. Signori, il calcio è bello, il calcio non è il calcio va studiato, va analizzato. Non è che i giocatori sono là come i biliardini, belli fermi, eccetera, eccetera. Provi delle idee, provi a scompaginare, devi trovare dei correttivi, devi giocare di conseguenza. Guarda che è bellissimo, 3-5-2, vabbè. Poi però devi vincere i duelli, perché al lancio di Carnesecchi, qua la palla credo che sia qui che stia cadendo, insomma Rachmani vince il duello, credo fosse con Pasalic, e la palla finirà in zona McTominay, che con una grande dolcezza, stop di petto e servizio per Neres, che si trovava per più centrale, e quindi tira al grande gol di Neres. Questa forse è la schermata che va in copertina, perché l'1 contro 1 non è quello che sceglie di fare il Napoli, anzi è ritornato uno spirito di squadra che ti porta anche a dare una mano ai compagni. Non lascio 1 contro 1 Lookman contro Beukema. Io Di Lorenzo do una mano, e se poi l'Atalanta è molto brava da questa zona ad andare al cambio di gioco, a quel punto io Di Lorenzo vado ad accorciare, aiutato poi da Neres. Questo è sempre il Neres che va centralmente su Ederson, per soffocare un pochino le fonti di gioco dell'Atalanta, mentre Lobotka, questo potrebbe essere anche stato una cosa dell'ultima ora, non è Scamacca e Pasalic, Lobo dai una mano perché Pasalic si abbasserà. Non è bellissimo? Il Napoli insiste, Neres per via centrali, riesce a servire Højlund, che si fa spazio, viene attaccato ma si riesce a liberare del pallone servendo sulla corsa Di Lorenzo, che fa proprio una cosa alla Politano, finta col destro, rientra sul sinistro e serve questo pallone sul secondo palo, che scavalca anche Højlund, ma per fortuna c'è Lang
che ci arriva di testa e spinge pallone, carne secchi, tutti in porta. Era arrivato a dare una mano anche Gutierrez e come vedete manca ovviamente McTominay, che è stato costretto a fare una partita da Oriali, da mediano, molto seria, con meno possibilità di inserimento e di far gol, perché devi fare le preventive, non ti puoi buttare l'arma bianca, sarebbe assurdo. Due autentici leader di questa squadra, Anguissa e Lukaku, che poi vedremo nel secondo tempo anche in panchina, ma io direi per l'occasione quanto è bello Careca. Secondo tempo il Napoli continua forte, non si abbassa subito. Abbiamo un'occasione clamorosa con McTominay, continuiamo a pressare con la voglia di fare il quarto. Questa non è un'occasione di calcio d'angolo, questa è pressione. L'Atalanta ha recuperato palla e vedete Buongiorno come è alto su De Catelare, vedete Lang come spinge, nel frattempo è entrato Kossunu. Insomma, un Napoli che fa ancora pressing alto, ma quei ritmi è difficile mantenerli per più di un'ora, dobbiamo essere onesti. Forse anche per questo che Lang, avendo fatto meno errori, tendo a preferire a Neres in questa partita, perché Neres qua sbaglia un controllo, non mantiene questa palla. E che succede? Succede che la punta vera, Scamacca, fa quel lavoro che avrebbe potuto o dovuto fare Pasalic, quel lavoro alla Lukaku, quel lavoro alla Boa, centravanti Boa che fa regia, viene fino alla tre quarti a prendersi questo pallone e si libera della marcatura di Rachmani, che forse si aspettava adesso c'ho la punta da marcare e posso restare più nella mia area, e invece Scamacca si stacca moltissimo e dopo aver sviluppato sulla destra arriva il cross di Bellanova, un po' troppa distanza qua con Gutierrez, e qua Rachmani perde il contatto con Scamacca, lo guarda, si gira due volte, Scamacca fa anche un grandissimo gol, girata al volo sul primo palo, lasciando andare anche il piede d'appoggio, bello. Se Scamacca non avesse tutti questi problemi fisici che lo portano a essere discontinuo, è un bel centravanti. Fatemi sottolineare questa chiusura di Mazzocchi, che qua è bravo ad anticipare Bellanova, anche perché poi ci sono varie situazioni in cui Paco riceve il passaggio, entra al posto di Gutierrez, quindi gioca a sinistra, riceve il passaggio per esempio di Juan Jesus e o è leggermente in ritardo e viene anticipato, o la sparacchia al centro, la pallata a Napolitano, che non riesce benissimo. Paco è proprio uno di no, cioè mi è proprio sembrato io che vengo buttato nella mischia e faccio pure un bel intervento, bello deciso, che salva la cosa, poi il resto mi viene a mancare un pochino di fiato, un po' di tecnica. Gli manca sicuramente anche il ritmo di partita, perché adesso sta facendo i primi minuti. Insomma, c'è da stringere i denti. Conte ha detto che serviranno tutti, quindi dai, questo è il momento in cui mi sono cacata sotto. Si tocca proprio dietro al flessore e fa proprio il gesto: basta, non ne ho più. Io spero che si sia fermato in tempo, ovviamente non ne ho più per inseguire, per fare la lotta greco-romana che ho fatto, anche perché fare la punta di Conte è dispendioso e spesso non ti giova a livello di numeri personali. In questo caso si porta a casa un assist, ma se non riesce nessuno a mandarti in profondità non fai tanti gol. Lukaku più assist che gol. Quindi mi dispiace molto per Højlund, mi dispiace non avere De Bruyne. Non ci dimentichiamo che non abbiamo De Bruyne, ma spero che, insomma, ecco, da questa scena io vi dico, Lucca titolare contro il Karabakh. Dalle parole di Conte lui ha detto no, si è fermato, è stato precauzionale, li ho visti un po' stanchi, voglio essere speranzoso. Fate i bravi, che Oriali vi guarda nell'anima. Questa scena qui, che poi è anche clamorosamente divertente, perché credo fosse un fotografo, non lo so, ma preso di sorpresa con Di Lorenzo che rovina addosso, paura pazzesca. Però mi dà l'occasione di parlare dell'arbitro, che non mi è dispiaciuto, a parte qualche piccola sbavatura, fino a questo episodio qua. Di Lorenzo sta da solo andando verso il pallone, non ci sono altri avversari. Certo non è centrale, quindi non parlerei di Doxo, come si chiama, la situazione da grande occasione da gol. Però se Zalewski guarda solo lui e il pallone non lo guarda proprio e si butta con la spallata, ma la spallata, ho capito, la spallata regolare, il gioco di contatto, ma quando stai contestando un pallone ci possono essere il contatto e la cosa. Se tu il pallone non lo caghi proprio e vai dritto a buttarmi con una spallata nei cartelloni pubblicitari, signori, è fallo,
e fallo. Si è parlato dei molti, forse troppi, lanci di Milinkovic-Sania. Vero, ad un certo punto nel secondo tempo loro, anche con gli uomini freschi che hanno messo, avevano un pressing un po' più efficace su di noi, che non riuscivamo a uscire bene. Secondo me è una soluzione. Poi devi essere bravo ad attaccare le seconde palle, cosa che Neres e Lang hanno fatto un po' meglio di Politano ed Elmas. Qui Lucca è anche bravissimo a mettere questo pallone a terra con un controllo di coscia e riesce a smistare, poi arriva Politano, inciampa sul pallone, insomma l'azione non si sviluppa, però sempre grazie a un lancio di Vania arriva anche questa occasione dove è bravo Kossunu ad andare a contrasto su questo tiro di Lucca, altrimenti un passaggio eravamo andati in porta. È una soluzione, non bisogna abusarne, ma è una soluzione. E l'analisi va chiusa così, perché Neres in panchina in questo momento ha dovuto sganciare. Insomma, io sono quasi felice di averla vista indifferita, perché quando hai questa possibilità, senza la paura del risultato, vedi più cose, non c'è dubbio. Ma andiamo alle pagelle degli amici belli. Sta venendo fuori una sorta di live, dovevo recuperare, cioè avevo tante cose da dire, però la live la facciamo stasera. Ci scambiamo gli auguri, no, me li fate voi a me, insomma, e voglio ascoltarvi anche, perché questa potrebbe essere una svolta anche tattica che si può portare avanti quando saremo ancora in emergenza, quando ritornano gli altri. Che si fa? Si continua, si torna a 4, bisogna parlarne. 6 meno per l'arbitro, mi trovo, 7 meno per Conte, poi non so perché questo meno, però forse immagino, che ho letto gli amici Bellini come l'hanno vissuta, il non riuscire poi a giocare nel secondo tempo, l'aver fatto diciamo mezza partita alla grande e poi non essere riusciti a continuare a essere così pressanti, lo capisco. 5 a Lucca no, mi sembra proprio accanimento terapeutico. Io ho la facoltà di contestare i voti degli amici Bellini, assolutamente, perché non ha fatto niente di male. Certo, quel tiro gli viene contrastato, ma ha avuto una ventina di minuti per destreggiarsi, niente di che. 5,5 Politano, ecco, lui mi è piaciuto un po' meno tra quelli che sono subentrati. Juan Jesus si prende un giallo sacrosanto perché Mazzocchi aveva fatto, insomma, in ritardo, aveva lanciato praticamente un avversario. Politano non entra benissimo, però 5,5 a Politano, 6 a Mazzocchi, facciamo 6 meno a tutte e due. 6 Elmas, un po' meglio di Politano, ma anche lui secondo me può trarre giovamento da quella posizione un po' più centrale. 6 per Juan Jesus ci sta, 6,5 per Hollywood, sono d'accordo, anche 7 meno, visto che si porta a casa l'assist. Premio Oriali va a Neres, 7,5, 2 gol ovviamente. E anche tutto quel lavoro, perché sì, io vi faccio notare anche qualche erroruccio di Neres, ma c'è tanto lavoro di doppia marcatura, di aiuto alla difesa, deve marcare il centrocampista, deve seguire il braccetto, deve fare quello che deve fare. Partitona. 7 per Lang, ci sta il mezzo voto di differenza. 6,5 per Di Lorenzo, molto meglio rispetto alle ultime uscite. 7 meno Lobotka, ecco, Lobo un po' meno al centro del centrocampo, deve fare il mediano insieme a McTominay, cosa che riesce a fare. Ad un certo punto il Napoli costruisce anche allargando Beukema terzino destro, allargando Buongiorno terzino sinistro ed affiancando Lobotka a Rachmani, quindi una costruzione a 4 anche avvenuta. Però tocca sicuramente meno palloni, perché con questa formazione devi essere più diretto. 7 McTominay, partita serissima, condita dall'assist, ma una partita molto seria. Gutierrez 6,5, altra cosa da dire, sia Gutierrez che Di Lorenzo poche sovrapposizioni. Questa è la formazione che ti permette di utilizzare sia Lang che Neres nella stessa partita. È l'intuizione che viene in pre-partita, quando io scopro la difesa a 3 con fantacalcio.it. Avendo la difesa a 3, avendo i due quinti, che fondamentalmente sono due quinti che possono dare una mano a difesa, dai la possibilità a Lang e Neres di essere più attaccanti e di dover seguire meno quelli che sono i terzini degli avversari. Poi è una formazione anche che si sposava benissimo col sistema di gioco dell'Atalanta, quindi niente di assurdo. Se poi ritorni a 4, ecco che là ti serve di nuovo quell'equilibrio. 6,5 per Beukema, molto bene che sia rientrato anche lui. 6 per Rachmani, giustamente perdendo un po' il contatto con Scamacca, poi lui anche esce,
pare per una botta, insomma, precauzionale. 6,5 Buongiorno, mi è piaciuto molto di più Braccetto. Anche lui soffre un po' il contatto con Scamacca, ma fondamentalmente da Braccetto lui può anche darti qualcosa di più in avanti. Da centrale secondo me si fa preferire Rachmani, che dirige di più la difesa rispetto a Buongiorno. 6 per Savic, che insomma fa delle parate facili, non riesce a fare la parata su Scamacca, alcune facili le fa, insomma niente di, non una partita memorabile. E qua potete lasciare voi il vostro like finale, in attesa di sentire cosa si dirà nei salotti, perché insomma Kivu un altro mal di testa, cioè Allegri si mangia un Kivu per Natale. Sapete, io preferisco che le nostre competitors pareggino sempre, perché invece di prendere 3 punti ne prendono uno a testa e tu, se hai vinto, ne approfitti. Abbiamo sicuramente approfittato sulla pareggita della Juventus e approfittiamo di una vittoria del Milan che però ci scavalca per una migliore differenza reti, sia chiaro, siamo a 25 entrambe. La Roma ne ha approfittato, però fondamentalmente mi intriga che l'Inter possa perdere qualche certezza avendo perso un altro scontro diretto. Ecco, se i salotti si comporteranno in un certo modo, e allora si potrà parlare di un Kivu che deve fare ancora l'esperienza contro le sfide, contro i grandi allenatori. Vediamo. Se invece lo proteggeranno, ne usciranno di nuovo e ricominceranno a macinare filotti di vittorie, perché la squadra ce l'ha. Ovviamente si avvicina a Roma-Napoli. Diventa una partita interessante, ma mi va di parlarne insieme anche live più tardi. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Vi ringrazio per i vostri auguri, per i vostri like, per la vostra pazienza, per il vostro supporto. È un bel regalo per i miei anni, no, non lo dico, ma tanto si sa, sono una persona anziana, fa male la schiena. E tu non ti arrendi, sospendi e riprendi, sorprendi come a Monaco tu ballerai. E ancora la musica, legarci tutti come la grande mela che non